Ieri sera mi sono consultato con mia moglie e i miei figli e ho deciso che stamattina mi sarei venuto qua e ho detto pubblicamente che ho deciso di candidarmi. La notizia trapelava da Palazzo Moroni, mancava però l'ufficialità che è arrivata a mezzogiorno davanti al caffè Pedrocchi. Sergio Giordani si candida a sindaco di Padova per un secondo mandato. Con a fianco la moglie Lucia ha sciolto dunque le riserve. Voglio solo dire mi candido perché molta gente mi chiede in continuazione ma ti candido, ti candido. Io penso che sia giusto candidarmi perché ho maturato un'esperienza per quel che mi riguarda molto importante, ho una grande squadra, badate bene, non la sa nessuno, tanto per essere chiari, ho invertito adesso gli assessori, tutti gli amici, i collaboratori, lo staff, non sa niente nessuno, per cui l'ho fatto proprio come improvvisata, ho fatto ieri sera con mia moglie e i miei figli, ho detto ma domani lo faccio e sapete che la mia famiglia per me non è importante, è importantissima. Inizia dunque a dipanarsi la matassa delle candidature per le amministrative che presumibilmente si terranno nel giugno del 2022. Il primo cittadino uscente ha fatto un in bocca al lupo al candidato del centrodestra Francesco Peghin. In bocca al lupo a Peghin, per carità, non so, a me il gossip politico mi interessa molto relativamente, io penso alla città. Una scelta comunicata agli assessori poco prima di parlare coi giornalisti, ci confermano dal comune. Una scelta condivisa con la famiglia. Lui si è spinto un po' dal desiderio di vedere appunto concretizzati tanti progetti, tanti desideri che gli sono stati manifestati dai cittadini, perciò speriamo che questa possibilità gli venga data. Poi nella vita non ci sono certezze. Per alleanze e programmi c'è tempo. Sono a disposizione, poi per quanto riguarda le alleanze, cosa si farà, non ho parlato con nessuno vuol dire nessuno, per cui per tutti sarà un sorpresa, spero che non la prendano come maleducazione, questo è solo un annuncio, poi per quanto riguarda programmi, cosa si fa, cosa non si fa, c'è tutto il tempo per fare questo.